investimento nell'organizzazione dei pullman. Se invece, e stanno venendo fuori anche questi, siete dei comitati autonomi che state organizzando dei pullman autonomamente per segnare comunque una differenza tra voi e il Movimento Lega Nord, beh, a Radio Padania a noi interessa poco, fatecelo sapere, così daremo notizia anche dei pullman che state organizzando voi. Nel frattempo sento ansimare un ascoltatore che è già in diretta e sentiamo chi è. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono Cristiano, ciao da Bergamo. Ciao Cristiano. Io sono uno di quegli artigiani che al 31 dicembre ha chiuso baracche e burattini perché non riesco più a stargli dietro a questo stato. Perché il mio socio occulto, che è occulto, neanche tanto occulto, che mi spela e mi ha spelato veramente. E quindi vorrei vedere alla manifestazione qualche rappresentante delle categorie, degli artigiani, dei commercianti, e vederli sul palco e far vedere che c'è un sacco di gente che è nella palta più totale, perché io adesso ho chiuso, ho 51 anni e adesso non so come fare, questo è un bel guaio. Tutto qua, ciao. Cristiano, ti ringrazio di queste testimonianze che ci arrivano in continuazione e che spero che, uno, facciano sentire meno soli coloro che vi si identificano, e due, comunque testimoniano il coraggio di chi le fa, perché non è facile telefonare in una radio e dire la propria opinione politologica su l'accordo del Nazareno, un po' più difficile, soprattutto per gente orgogliosa come culturalmente è quella del Nord, prendere sul telefono e dire alla radio che la propria azienda artigiana ha dovuto chiudere per il peso dello Stato e adesso non si sa più che cosa fare. Però queste sono le domande reali, quelle che affollano il mondo della realtà e non l'isola dei famosi. Pronto? Posso intervenire io? Sì, sei in diretta. Ciao, sono Enrico da Cantù. Ciao, Forse Enrico. sono un po' fuori seminato, ma comunque hai fatto un accenno anche tu prima a questo problema. Io consiglierei a Radio Padania di raccogliere qualche quattrino per chi ha bisogno e chi non fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Sì, se servisse qualcosa a raccoglierli come Radio Padania per fare un fondo di assistenza, sarebbe certamente una soluzione anche facile. In realtà, nonostante l'impegno che Radio Padania si è presa e che io ho preso con voi di trasmettervi in diretta fino al giorno dell'Apocalisse completo, compreso nel pacchetto gratuito di Radio Padania per tutti voi, ci sarà anche la diretta del giorno dell'Apocalisse, nel frattempo anche Radio Padania ha bisogno e si sostiene proprio grazie alle vostre donazioni, e quindi è già questo un piccolo miracolo in un tempo in cui tutto ciò che non è immediatamente economicamente vantaggioso sta sgretolandosi sotto i nostri occhi. Ognuno di voi, non c'è bisogno che mi metto io a citare chissà che esempi, io sono convinto che ognuno di voi ha almeno nel suo giro di conoscenze l'esempio di una persona che, rischiando qualcosa per cercare di fare della qualità al posto che della quantità, per fare qualcosa in aiuto agli altri, in qualche modo ha visto naufragare un'impresa in questo senso. Sicuramente anche voi ne avete di esempi di questo tipo. Sentiamo però ancora l'ultima telefonata, direi. Pronto? Ciao, senti, 30 secondi per una domanda velocissima. Velocissima. Ma chi telefona a questa radio fa uso di sostanze? Perché dire chi conduce, che sì. No, perché dire che il PD è comunista, dire che Renzi è un comunista, o sbagli dose o cambi fornitore troppo di frequentemente, perché non è possibile. Cioè, meditate, ragazzi. Ti ringrazio.